Ricer International è il portale dell'economia circolare, il portale che descrive il recupero di risorse da rifiuti. In particolare, quello che si evince dalle numerose informazioni contenute nel portale stesso sono delle news che tengono informati gli utenti che si collegano al sito per quanto riguarda sia la normativa che le nuove tecnologie. Ma la cosa che è il vero contenuto e la vera importanza del sito è che un utente, un'azienda che ha un processo e che ha interesse di valutare il proprio processo produttivo, il proprio prodotto, se ha un impatto nel consumo di risorse e quindi un impatto, voglio dire, su quella che viene chiamata oggi economia circolare, ci sono degli strumenti, dei toolkit per calcolare sostanzialmente quello che è effettivamente la propria propensione all'economia circolare, la propria propensione al recupero di risorse da rifiuti. Il vero lavoro qual è stato? Ovviamente il recupero di informazioni, il recupero di nuove tecnologie, lo studio anche a livello direi mondiale di quello che si muove intorno di questa parola, di questo termine che è l'economia circolare, sempre chiaramente votata al recupero di risorse. Il grosso del lavoro è stato all'interno di quello che è l'impalcatura del decreto testo unico ambientale, quindi l'impalcatura dei codici CER, le oltre 600 tipologie di rifiuti, quello di cercare di individuare per ogni tipologia di rifiuti se già era presente intanto per legge e poi chiaramente nel mercato qualche tecnologia volta a recuperare le risorse dai rifiuti. Quindi si può accedere e addirittura per un investitore piuttosto che un imprenditore che ha interesse di questo settore che è così in voga, si può accedere cercando su determinate tipologie di rifiuti per vedere se effettivamente queste hanno la possibilità di essere recuperate, in che modo, con quale impatto. La cosa è molto interessante perché è un panorama a 360 gradi. Vi accorgerete chiaramente che all'interno di queste 600 tipologie di rifiuti ci sono delle tipologie che ovviamente non sono recuperabili, che hanno purtroppo ad oggi come unico destino la discarica. Ecco, noi 5 tipologie in particolare di rifiuti oggi destinate alla discarica le abbiamo studiate e le abbiamo studiate sempre all'interno del portale con un metodo che è un metodo codificato, quindi la ricerca per arrivare al recupero di risorse oggi destinate alla discarica è stato studiato secondo uno schema che è uno schema direi unico all'interno del portale ed è la ricerca quindi tutta normata e tutta seguita dall'inizio fino alla fine, cioè dall'inizio rifiuto fino a end of waste, cioè fine del rifiuto.